Buongiorno a tutti ragazzi, buon appetito a tutti. Quindi le previsioni ragazzi per l'uragano Lorenzo sono migliori. In effetti salirà sopra ragazzi, quindi saranno l'Irlanda e l'Inghilterra ad essere colpite. Non arriva in Italia in modo diretto, né arriva in Portogallo, né arriva in Francia. In effetti salirà sopra, quindi colpirà Irlanda e colpirà direttamente il lato dell'Inghilterra, quindi Londra in pieno. Quindi salirà alle alte altitudini e quindi automaticamente ragazzi poi scenderà come ho detto io il 3 e 4 ottobre il freddo in effetti, perché questo qua salirà fino al polo nord, quindi in effetti questa perturbazione innescherà poi, cioè farà scendere alla nostra Europa, quindi Francia, Germania, Italia e tutta aria gelida dal polo nord che arriverà qui direttamente, causato da questo uragano che sta salendo su. Quindi in effetti non arriva in modo diretto in Italia, arriverà aria gelida dal polo nord, quindi viene confermato che sta salendo in Irlanda e in Inghilterra, quindi sale ragazzi, quindi nessuna deviazione, continuerà la sua traiettoria come era stato previsto in effetti. Ieri ci stava un dubbio, ora invece non ci sta più, in effetti sta salendo, quindi Irlanda in Inghilterra, poi farà scendere dalle nostre parti, quindi nel nord, nel centro e poi nel sud Italia aria gelida, perché innescherà un movimento dal polo nord fino qui in Europa, quindi è previsto questo arrivo di aria gelida verso il 3 e 4 di ottobre, quindi verso il 3 e 4 arriverà aria gelida sull'Italia e in tutta l'Europa naturalmente, quindi questo è quello che causerà questa cosa in arrivo in Italia, anche perché il 3 e 4 ottobre era stato previsto bel tempo, in effetti però l'uragano salendo a quote alte farà scendere aria fredda qui, quindi è confermato adesso, quindi non arriva in Italia, non colpisce il Portogallo, né la Spagna né la Francia, quindi Irlanda è in pieno e Londra è in pieno, quindi prenderà l'Inghilterra il lato di sotto dove sta proprio Londra, quindi investirà con la sua furia, sta ancora a categoria 4 ragazzi, quindi investirà Irlanda e Inghilterra e poi salirà su al polo, quindi poi una volta arrivato lì farà scendere aria gelida sull'Italia, quindi in tutta Europa, quindi aspettiamo questa ventata di aria gelida dal 3 in poi in Italia, durerà 4-5 giorni, poi arriveranno le famose piogge, poi nel finale del mese come già avevo detto ci sarà una rimonta del bel tempo, quindi un ottobre un po' strano, anche perché quest'area gelida comunque è dovuta all'uragano che è salito al polo, se no il tempo era stabile più o meno, quindi la causa di tutto ciò deriva dall'uragano, quindi i 3 e 4, il primo ad essere colpito sarà il nord Italia, poi il centro e poi il sud, quindi in maniera forte giustamente sarà colpito prima il Piemonte, la Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Triveneto, quindi Val d'Aosta, saranno le prime regioni colpite da questa ventata d'aria gelida, quindi si potranno avere anche le prime nevicate ad alta quota ragazzi, quindi sulle prealpi e sulle Alpi e forse sulla dorsale appenninica, forse non è detto, quindi non è che farà la neve a bassa quota, no, si parla dai 1500 metri in su, quindi in effetti è abbastanza ancora prestino per la neve, quindi però grazie a questa ventata d'aria gelida si potrà avere la neve in questi 3-4 giorni.
Vabbè ragazzi, ci aggiorniamo, buon appetito a tutti, quindi stiamo tranquilli, l'uragano Lorenzo non arriva in Italia, quindi continua la sua traiettoria come era stata prevista, nessun cambiamento, continua la sua salita verso il Polo Nord, quindi farà Irlanda e Inghilterra e poi salirà sopra, quindi aspettiamoci solo un po' di freddo ragazzi che arriverà qua. Ciao a tutti ragazzi e buon appetito a tutti.